Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te cara Natalia, grazie e buon lavoro. Vedete, abbiamo fatto il cambio dei macchinisti a Roma Tiburtina, adesso noi passiamo alla nostra Anna Maria De Luca qui a Capitaneria di Porto alle 12, alle 13, 20 minuti e 40 secondi e parliamo di libri, parliamo di famiglia, parliamo di scienza e molto altro ancora. Avete appena ascoltato Fabrizio De André, la PFM con Bocca di Rosa dal disco inciso nel live del 1979 tra Firenze e Bologna. Grazie per essere stati con noi, poi ci saluteremo con Miriam Makeba, Pata Pata del 1967, appuntamento domattina alle 8:30 con la rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie a tutti, grazie anche per il vostro pensiero e per i vostri auguri. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. E allora, quest'oggi è tornata a trovarci la nostra Anna Maria De Luca, che vi ricordo essere psicologa, esperta di questioni nella scuola, pittrice dalla mano delicata e fortunata e appassionata divoratrice di libri. Di che cosa parliamo oggi? Giuseppe Nisticò, La mia vita scientifica, intervista di Santo Strati per Media e Books. Poi abbiamo nell'ordine Le trappole della coppia, guida alle relazioni sentimentali, edito da Giunti di Rossano Bisciglia. Segue Nedra Glover Tawwab, Senza drammi, guida per gestire relazioni familiari malsane, edito da Giunti. E poi ancora Douglas Snyder, Cristina Coop Gordon, Donald Baucom, Superare un tradimento, programma per affrontare la crisi, guarire, andare avanti insieme o separati, sempre edito per Giunti. E poi alla fine terapia di coppia e sistemi familiari interni, guarire le relazioni col metodo dell'intimità dall'interno verso l'esterno, manuale delle competenze, sempre edito da Giunti nella collana Psicologia. Buongiorno, ben trovata cara Anna. Buongiorno, in questo caldo agosto, buongiorno. Decisamente caldo, decisamente caldo. Senti, allora, Giuseppe Nisticò e la scienza. Cosa ci racconta in questa intervista a Santo Strati, che è uno degli intellettuali calabresi, tra l'altro, più noti? Sì, guarda, mi fa piacere iniziare con questo libro che ho avuto ieri, quindi l'abbiamo inserito in zona Cesarini, si direbbe calcisticamente. Allora, questo è un libro che racconta una vita a cavallo tra due mondi che raramente si incontrano, che sono appunto la scienza pura e la politica. Si chiama infatti La mia vita scientifica, perché Giuseppe Nisticò, che tutti conoscono come politico, perché è stato anche presidente della regione Calabria, eccetera, in realtà è uno dei farmacologi più importanti del mondo. E quindi Santo Strati lo intervista e pagina dopo pagina Nisticò racconta la sua vita da cardinale, dove appunto in provincia di Catanzaro, dove nacque il 16 marzo del 41, fino ai suoi successi internazionali. Ed è veramente molto interessante scoprire, come dire, dal punto di vista professionale, una persona che tutti conoscono più che altro per l'aspetto politico, no? Perché chiaramente nel mondo accademico è conosciutissimo per i suoi meriti, ma la gente, diciamo, normale, fuori dalle accademie, di lui sanno più che altro l'aspetto politico. Quindi la sua carriera scientifica è lunga più di 40 anni. Lui si laureò a Napoli nel 65 con il massimo dei voti, chiaramente in medicina, poi si specializzò in neuropsichiatria a Modena, sempre con il massimo dei voti, quindi parliamo di una persona straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, Sì. no? Una di quelle di cui essere orgogliosi, cioè che ci fa ricordare che dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Lui visse un po' in tanti posti del mondo, quindi insegnò farmacologia dal 70 al 2011 a Napoli, a Messina, a Catanzaro, dove appunto è anche preside della facoltà di farmacia e prorettore dell'università, a Londra e infine a Tor Vergata.
e in questo suo percorso ha vinto 2 borse di studio della NATO, una borsa dell'Accademia dei Lincei, grazie alla quale poi trascorse 3 anni a Londra nel prestigioso Istituto di Psichiatria dell'Università di Londra. Ha pubblicato più di 300 lavori scientifici e più di 20 volumi di neuroscienze per case editrici internazionali molto importanti, rappresenta l'Italia in diverse commissioni dell'EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, e oggi guida la fondazione EBRI intitolata al premio Nobel Rita Levi-Montalcini ed è anche commissario della fondazione Dulbecco, grande scienziato nato a Catanzaro, anche lui premio Nobel. E arrivando proprio ad oggi, proprio con la fondazione Dulbecco, Nistico ha messo in piedi negli ultimi anni un progetto molto ambizioso alla Mezzia Terme, cioè un centro di ricerca per la produzione di anticorpi monoclonali con un grandissimo investimento, parliamo di 27 milioni di euro, e ha chiamato nel comitato scientifico 2 premi Nobel e molti scienziati come Salvatore Moncada, Napoleone Ferrara, che è il farmacologo clinico più citato al mondo. Quindi insomma un libro assolutamente da consigliare, da leggere, appena uscito per Media Books, e chiaramente si tratta di un'intervista, quindi il registro diretto, colloquiale, estratti accompagnanisti cori per correre oltre 40 anni di ricerca, intrecciati appunto alla parentesi politica calabrese e romana, quindi parliamo del rapporto tra scienza e potere, dell'esperienza internazionale a Londra, della fondazione di corsi di laurea innovativi e dell'eredità che adesso porta avanti lui insieme ai figli, 3 figli, uno più straordinario dell'altro, appunto come il padre, fuori dell'ordinario. Robert è presidente dell'AIFA, e il secondo, che ho il piacere di conoscere, Steven, è un dermatologo di fama internazionale che dirige al Policlinico a Roma la dermatologia, ma lavora anche in Calabria, perché appunto la bellezza poi di tutto questo è che nonostante i successi internazionali, nonostante voglio dire, il livello altissimo in cui tutti e 3 si muovono, non dimenticano la Calabria e sempre fanno di tutto per cercare di migliorare questa terra e continuare a portare il proprio contributo. Credo che sia una cosa molto bella. Questo sicuramente, e soprattutto ci piace raccontare una Calabria che vince rispetto a tante volte quando la Calabria va in cronaca per altre cose che, diciamo così, non sono molto gradevoli. Senti, oltre a questo, noi passiamo anche agli altri volumi, gli altri volumi che ci portano invece a indagare la sfera delle relazioni di coppia e segnatamente una sfera, diciamo così, non sempre facile da gestire, la relazione di coppia. Intanto come evitare le trappole della coppia di Rossano Bisciglia, guida alle relazioni sentimentali. Qual è il segreto allora per evitare queste trappole? Sì, questo è un poker d'assi della Giunti, quella psicologia io, che d'estate mi sembra un tema molto, molto centrato. Allora, questo libro ruota attorno a una domanda: perché la coppia con il tempo perde spesso lo smalto? E quindi partendo da questa domanda, Bisciglia esplora i meccanismi relazionali che, pur nascendo da bisogni autentici, finiscono però a volte per soffocare la vitalità affettiva. Bisciglia chiaramente è psicologo, psicoterapeuta, ma è anche sessuologo clinico cognitivo comportamentale, lavora a Firenze. Quindi la sua formazione parte appunto dalla psicologia clinica e di comunità e collabora adesso molto con i centri antiviolenza sulle donne, anche cofondatore e vicepresidente di CAM, che sarebbe Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, dove lavora appunto sulla violenza nelle relazioni affettive, ed è anche presidente del Centro Studi Etruria. Quindi questo libro descrive diversi tipi di trappola relazionale attraverso degli esempi concreti che Bisciglia trae dalla propria esperienza clinica. Quindi abbiamo la coppia che si fonde troppo presto, confondendo l'intimità con l'assenza di confini, la coppia dove ognuno delega all'altro il compito di capire senza mai chiedere apertamente. E chi misura l'amore in base alla quantità di messaggi o al controllo condiviso dei dettagli quotidiani.
Oppure abbiamo la coppia che ride sempre per non toccare mai le emozioni vere, o quella che condivide tutto tranne il desiderio, quella che scambia la calma per un amore che funziona davvero. Insomma, abbiamo diversi modelli dove è interessante approfondire, perché ognuno potrà forse ritrovarsi in uno di questi. Quindi un riferimento teorico interessante che l'autore riprende è il modello evolutivo della coppia, che fu elaborato da Susan Campbell nel 1980 e descrive le 5 fasi del ciclo di vita relazionale, fino ad arrivare a quello che Bisciglia chiama l'amore maturo, dove coesistono autonomia e intimità, dove non si tratta più di completarsi a vicenda, ma di scegliersi consapevolmente ogni giorno. Quindi diciamo, Antonino, che questo non è un manuale per la coppia perfetta, Certo. ma è un invito sincero a costruire legami più consapevoli e adulti, ed è rivolto sia alle coppie sia a chi è singolo e vuole conoscersi meglio, vuole conoscere meglio come funziona in coppia, ma è anche uno strumento utile di confronto per i terapeuti. Quindi non possiamo riscrivere le trappole in cui siamo caduti, ma possiamo imparare a riconoscerle prima che diventino la nostra unica forma d'amore, che poi diventa il vero dramma in molti casi. Questo E sicuramente. a proposito Dimmi. di drammi, mi rilaccio a Senza drammi, che è l'altro volume, sempre della Giunti, di Nedra Clover Tawwab, credo che si pronunci così, di cui abbiamo... Tu prima l'hai messo forse come terzo, questo come quarto, sto invertendo l'ordine? No, va bene lo stesso, quindi non c'è assolutamente problema. No, è il secondo, Nedra Grover Tawwab, Senza drammi, una guida per gestire relazioni familiari malsane. Scusami, il terzo considerando Nistico, certo, è il terzo. Ah, ok, ok, ecco perché non mi trovavo, perché avendo aggiunto il libro di Nistico mi si era, era saltato Esatto. l'ordine. Questo è il Ah, bello della diretta, mia cara. assolutamente, sempre trasparenti. Allora, Nedra è una terapeuta e assistente sociale clinica, abilitata negli Stati Uniti, si occupa di oltre 15 anni di problematiche relazionali, ha cominciato a Detroit per poi trasferirsi in North Carolina, dove è diventato un vero fenomeno mediatico grazie a Instagram. Tu pensa che lei ha cioè passata da poche migliaia di follower nel 2017 a circa 1.900.000 oggi, tant'è che il New York Times l'ha notata per i suoi contenuti e l'ha fatta diventare una sua collaboratrice, ma scrive anche per il Guardian e per altri giornali, spesso fa podcast e ospita in talk show. Considera che il suo primo libro è stato un best seller del New York Times per 4 settimane ed è arrivato in Italia con il titolo Impara a dire di no. Sicuramente qualcuno che ci ascolta l'avrà visto. Quindi anche questo libro esce per Giunti, appunto siamo nella collana Psicologia Io, che è la collana dedicata alla saggistica psicologica applicata, e il tema centrale di questo libro riguarda un po' tutti perché è la famiglia d'origine. Per alcuni la famiglia di origine è una base sicura, mentre per altri è fonte di dolore, conflitti, delusioni che diventano carico per tutta la vita. Quindi l'idea di fondo di questo libro è che gli schemi familiari dell'infanzia non sono immutabili, ma al contrario dimostra che possono essere compresi e modificati. Questo libro affronta temi delicati, chiaramente, quindi si parte dal trauma dell'abbandono emotivo per arrivare poi alle conseguenze di aver avuto genitori tossicodipendenti oppure assenti, alle difficoltà legate alla salute mentale di madri, padri, fratelli, sorelle o altri parenti, quindi a che cosa significa vivere in una famiglia dove a un certo punto da adulto scopri che magari tua madre aveva dei problemi mentali e tu non te ne eri mai accorto. Certo. E soprattutto ci dà strumenti pratici per riconoscere i modelli disfunzionali e per uscirne, e diventando, come scrive l'autrice stessa, agenti di cambiamento della propria vita. Considera che questo libro ha ricevuto endorsement importanti. Lori Gottlieb, che è autrice di un altro bestseller del New York Times che si chiama Tutti abbiamo bisogno di terapia, Judson Brewer, che è una psichiatra, autore di un libro sull'ansia, hanno scritto recensioni entusiastiche su
clinico che è molto seguito negli Stati Uniti, un po' meno in Italia, ma è un libro che sicuramente fa bene leggere, perché non possiamo riscrivere la famiglia in cui siamo nati, né possiamo sceglierla, però possiamo riscrivere il modo in cui noi ci stiamo dentro oggi. Allora, questo libro è scritto da 3 tra i massimi esperti mondiali di terapia di coppia, quindi Sì. già questo basterebbe per consigliarlo. Sono 3 profili accademici di altissimo livello. Allora, Douglas Snyder, professore alla Texas University, dove è stato per 20 anni direttore del training clinico e lavora appunto come terapeuta di coppia. Christina Gordon, dell'Università del Tennessee, dove è stata professoressa di eccellenza e anche lei direttrice del training clinico della terapia di coppia, e invece Malcolm lavora all'Università del North Carolina ed è considerato uno dei fondatori della terapia di coppia cognitivo-comportamentale, quindi un vero pilastro storico della disciplina. Lo dico per dire che questo non è uno dei soliti libri che si scrivono sul tradimento, ma è un libro veramente serio. Intanto si rivolge a entrambi i partner, sia a chi ha subito il tradimento sia a chi lo ha commesso, ed è strutturato come un percorso a tappe. Quindi la prima fase riguarda la gestione dell'immediato, quindi come attraversare i primi giorni dopo la scoperta del tradimento e le prime settimane senza cadere in escalation emotive distruttive, no? Quindi come gestire le forti emozioni della prima fase dopo la scoperta. La seconda fase analizza a ritroso come il tradimento è potuto accadere, quindi esplorando il punto di vista di entrambi, senza giudizio, è importante, con grande onestà. La terza fase è quella di arrivare alla guarigione vera e propria, quindi all'elaborazione del trauma. E infine alla decisione consapevole se continuare a impegnarsi nella relazione oppure decidere di separarsi, però vivendo in entrambi i casi una vita serena e con una consapevolezza maggiore su se stessi, con una crescita in più. Quindi l'obiettivo del libro non è salvare la coppia a tutti i costi, ma è arrivare a una scelta consapevole, se stare dentro o stare fuori. Quindi è un approccio pragmatico, non moralistico, tipico appunto della tradizione cognitivo-comportamentale, è la cosa, come dire, ovvia, ma non sempre, che non sempre si riesce a realizzare. Non è un libro per giudicare chi ha sbagliato, ma è una mappa per attraversare uno dei terremoti più dolorosi che si possano vivere nelle relazioni di coppia, che credo che tutti quanti conosciamo perché tutti ci siamo passati. Non credo che esista una persona che non abbia vissuto il tema del tradimento. Decisamente, decisamente. Sì. Senti, ma si può guarire da queste ferite, secondo te? Sì, assolutamente sì, ed è importante fare un percorso perché queste ferite non vengano riportate nelle relazioni successive, nel caso in cui si decide di separarsi. Sì, assolutamente si può guarire. Il libro appunto ci indica un percorso, guarda, molto chiaro è molto onesto, è molto onesto. Soprattutto mi è molto piaciuta come dire, la parte che riguarda la prima fase, no? Quindi come mantenere le discussioni equilibrate, nonostante sai cosa è successo, come mantenere le conversazioni focalizzate e soprattutto come prevenire ulteriori danni, soprattutto nel caso in cui ci siano figli. Quindi parlare dei sentimenti significa anche come poter aiutare il proprio partner a capire, no? Che vale per entrambe le parti, sia per chi ha tradito che per chi è stato tradito. Certo. Senti, ci avviamo alla fine di questa nostra conversazione. Terapia di coppia e sistemi familiari interni di Tony Herbine Blank e Marta Sweezy, sempre per Giunti Psicologia. Guarire le relazioni col metodo dell'intimità dall'interno verso l'esterno. E com'è questo metodo? Come funziona? Sì, allora questo è un manuale che insegna ai professionisti un metodo per guarire le coppie non dai sintomi, ma dalle radici della sofferenza.
appunto Tony Irvine Blank è un po' complicato da spiegare, però allora, lei vive in Colorado ed è consulente supervisor a Cambridge, dove è stata anche vice direttrice della formazione, lavora in Massachusetts, insomma è una delle esperte mondiali più importanti in questo settore. Quella del libro appunto è questa prospettiva che diciamo che è un ramo della più ampia terapia dei sistemi familiari interni. È un modello che vede la psiche composta da diverse parti interne e ogni parte ha i propri bisogni e le proprie storie. Quindi non si tratta di etichettare la coppia come disfunzionale, ma di aiutarla a capire le proprie differenze e le ragioni proprie della sofferenza. Quindi l'obiettivo è ridurre il senso di vergogna e ristabilire i legami d'amore, lavorando sull'attaccamento interno di ciascun partner, prima ancora che sulla comunicazione. Quindi questo libro fornisce degli strumenti molto concreti per chi lavora in terapia, tecniche passo passo, casi clinici, esercizi esperienziali, fogli di lavoro, sia per il terapeuta che per i pazienti, e integra la teoria psicodinamica, il pensiero sistemico e le neuroscienze. Quindi è un manuale che in sostanza, come dire, ci dice che per guarire una coppia prima bisogna fare pace con le proprie parti interiori e poi andare verso la coppia. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cioè diciamo è il lavoro a monte necessario da fare per poi arrivare all'obiettivo, cioè all'obiettivo esterno, no? Quindi per questo dall'interno verso l'esterno, un metodo dell'intimità, dall'interno verso l'esterno, perché se non si parte appunto dalla base diventa difficile poi come dire, arrivare ad obiettivi esterni se prima non hai sistemato la parte interna. Certo. Senti, ma una volta i nostri vecchi dicevano che le cose si riparavano, non si buttavano. Oggi, quando qualcuno dice le coppie scoppiano più facilmente, perché è più facile rompere che riparare. E la psicologia in tutto questo che ne pensa? Allora, riparare non è l'obiettivo sempre, riparare è giusto quando ci sono le condizioni per riparare, quando non ci sono le condizioni è meglio che ognuno riprenda la propria vita in armonia e in serenità, perché comunque l'obiettivo è stare bene e se non è possibile stare bene in coppia, comunque è possibile stare bene da soli. Quindi in alcuni casi chiaramente si prova a riparare e ci si riesce anche. E ci sono molti studi che dimostrano che dopo un tradimento a volte le relazioni escono anche rafforzate, più consapevoli, quindi è possibile riparare. Nei casi in cui non è possibile, piuttosto che restare insieme e vivere una vita infelice, è meglio separarsi e vivere una vita soddisfacente per entrambi e anche per i figli, perché comunque i figli non stanno bene nel vivere con due genitori infelici, cioè i figli stanno bene quando i genitori stanno bene. Se i genitori stanno male, i figli stanno male, anche se i genitori stanno insieme. Quindi l'obiettivo è il benessere più che la riparazione. Nei casi in cui è possibile riparare, assolutamente lo si fa. Molto bene. Senti Anna, in quest'estate così calda, c'è un'influenza del caldo sulla psiche dell'uomo, secondo te? Esistono delle teorie in materia? Io ricordo che secondo una teoria l'aumento del caldo aumenta i casi di criminalità, cioè può essere considerata una condizione criminogena. Ti ho sentito male, l'aumento del caldo? Aumenta i casi di criminalità, può essere una condizione criminogena.
Ma guarda, anche le feste, succede anche nelle feste, sotto Natale, sotto Pasqua, succede nei periodi di vacanza. Sì, quindi il caldo sicuramente ha un'azione, però il tema vero è il vuoto che si crea quando cambia il ritmo della giornata, no? Cioè tu per tutto l'anno lavori, torni a casa e hai poco tempo per stare a casa. In vacanza, quindi d'estate, a Natale, a Pasqua, hai più tempo per stare a casa e quindi è il momento in cui di più saltano i rapporti ed è più difficile gestire le relazioni. Comunque, cioè, il caldo, come dire, interviene per un motivo fisiologico, perché considera che il cervello ha una temperatura di funzionamento ottimale leggermente più alta rispetto al resto del corpo, no? Ed è una Certo. macchina estremamente delicata e anche piccoli aumenti di temperatura possono alterare l'equilibrio chimico. Ti dico che ci sono alcuni esperimenti condotti all'Università di Yale che hanno mostrato che aumenti anche minimi di temperatura influenzano le pompe molecolari sulle membrane dei neuroni, compromettendo il funzionamento dei neurotrasmettitori. Però, insomma, questa è una cosa molto tecnica, però diciamo che in linea generale le conseguenze più diffuse sono quelle che vediamo tutti, no? Quindi più irritabilità, più impulsività, perché quando fa molto caldo il corpo produce più adrenalina, più testosterone per gestire la termoregolazione e quindi ci può essere l'effetto collaterale dell'aumento dell'aggressività, la difficoltà di concentrazione, è difficile studiare d'estate, ti ricordi le sessioni estive dell'università erano sempre le più drammatiche Infatti io perché è studiavo di difficile notte. concentrarsi. Io Sì. funzionavo Io, esclusivamente di notte. anche io funzionavo di notte, ma anche d'inverno, e anche d'inverno studiavo di notte. Mm. Poi c'è l'ansia e stress più marcati, una minore disponibilità al dialogo e al confronto, perché le persone diventano più impazienti nelle interazioni quotidiane. Poi considera che quando fa caldo spesso si dorme male, si dorme meno, quindi un aspetto, diciamo, spesso sottovalutato quando si parla del caldo è il ruolo del sonno, perché chiaramente peggiorando la qualità del riposo notturno, abbiamo una privazione del sonno che si viene accumulata su più notti, poi produce degli effetti, diciamo, anche misurabili sulla capacità di regolazione emotiva del giorno dopo, no? Quindi è uno dei motivi per cui la seconda o terza notte di un'ondata di calore spesso sono più difficili, insomma, della prima. Però guarda, ci sono tante ricerche su questo. In America, per esempio, mi ricordo che tempo fa ci fu uno studio sugli automobilisti, sul comportamento degli automobilisti, che dimostrò come l'uso del clacson al semaforo aumentava con la temperatura, soprattutto quando si guidava senza aria condizionata. Insomma, sì, sicuramente ci sono. E poi è vero che comunque nei periodi di caldo estremo anche i ricoveri psichiatrici, i comportamenti aggressivi in generale aumentano, questo sì. Certo, le categorie più vulnerabili non sono sempre quelle che hanno delle diagnosi psichiatriche preesistenti, oppure chi assume farmaci psicotropi perché il caldo può interferire, no, con l'efficacia di questi farmaci, e chiaramente gli anziani che sono sempre più esposti. Spesso sono anche più poveri considerando le pensioni che spesso i nostri anziani hanno, quindi diciamo che il caldo si influisce per motivi, diciamo, fisici. Per quanto riguarda le Certo. relazioni, influisce molto la vacanza, il vuoto, come ti dicevo prima, quindi il cambio di ritmo quotidiano. Perché sei in vacanza ti ritrovi con tua moglie, ti ritrovi con i figli che non vanno più a scuola, quindi mentre prima sono, tra virgolette, parcheggiati per X ore a scuola, in vacanza te li ritrovi in casa, quindi è più complicato sicuramente. Certo. Senti Anna, allora io ti voglio ringraziare come sempre e niente, noi ci ritroviamo tra una settimana per l'ultima puntata per adesso di questo nostro percorso tra i libri. Ti voglio ringraziare molto intanto. Grazie a te perché è una bella finestra, un bello spazio, poi parliamo sempre di bei libri e mi fa piacere farli conoscere ai nostri ascoltatori perché la lettura resta sempre, come dire, per me la migliore medicina per l'anima, no? Io quando leggo mi rilasso, può crollare il mondo, ma se io leggo mi rilasso. Siamo in due, mia cara, come Isidoro da Kempis, in omnia requiem quesivi et nihil veninis in angulo cum un libro. Ho cercato la pace ovunque e l'ho trovata soltanto in un angolo con un libro. È proprio così, grazie.
Complimenti, tra l'altro ti dico, non so se sei andato al cinema ultimamente. Sì, a vedere l'Odissea. Ecco, appunto, io l'ho vista l'altro ieri sera. Un bel film. Se qualcuno cerca, diciamo così, la rispondenza con l'opera omerica, sbaglia di grosso. Ma se vuole un film che è anche un fantasy, ma che comunque è fedele nei concetti dell'opera, il concetto del ritorno, il concetto del rispetto degli ospiti, quindi la legge dello straniero, la legge sacra dei greci, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Ulisse molto moderno, che è già moderno nell'Odissea, beh, allora è un film pienamente rispettoso di Omero. Ed è, ritornando alle relazioni di coppia, no? È un Ulisse che rinuncia all'immortalità, rinuncia a Calliope per tornare a casa, per tornare alla sua vita di famiglia, no? Con la moglie e il figlio. In realtà poi appena torna riparte, però questa Certo. volta con la moglie. Certo. Sì, quindi Infatti. Molto ecco, bene. io spero sempre che anche d'estate la gente vada al cinema, perché il cinema sta soffrendo molto in questi ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, ci siamo tutti quanti abituati a vedere film a casa sui maxi schermi che tutti hanno ormai nelle case, però andare al cinema è sempre un'esperienza immersiva, quindi anche se fa caldo, nel cinema c'è l'aria condizionata, quindi andate e godetevi questi film. Certo, decisamente. Grazie ancora, Anna. Buona giornata! The name of the dance we do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Every Friday and Saturday night, it's Pata Pata time. The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine. Avete ascoltato Capitano